torna a Singapore, un paesaggio fantastico incornicia questa gara che spesso risulta una delle più faticose per i piloti. Infatti le temperature infuocate dell'abitacolo delle monoposto rendono questa gara estremamente faticosa sia da un punto di vista fisico che mentale. Oggi c'è davvero un elevato rischio di vedere in azione la safety car perché l'abbondanza di curve strette abbinate al bagnato può far finire qualche monoposto contro le barriere. Qui ci sono 23 curve totali, 13 a sinistra e 10 a destra, che compongono il giro da 5 km di Marina Bay. Per la gara di oggi sarò nuovamente in compagnia di Luca Filippi. Ok, due parole sulla McLaren. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? L'atmosfera che si respira in quel team è molto positiva per il momento. Il morale di tutti è alto e si divertono molto. Questi fattori hanno contribuito molto alle prestazioni che abbiamo visto. Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Leclerc, Verstappen, Daniel Ricciardo e Sainz, Ocon, Norris, Vettel e Sergio Perez, Albon, Schumacher, Dani Kvyat e Giovinazzi, Magnussen, Gasly, Lance Stroll e Kimi Raikkonen, Russell, Grosjean, Latifi e l'uomo della pioggia. 162 posti in penalità. Raga, come niente, purtroppo le bestie nere sono Monte Carlo e Singapore. Per il momento, anche se sì, check. Abbiamo ottenuto un risultato fantastico nell'ultima gara. Prova a conquistare un altro podio. Sì, sono ultimo, niente, diciamo che l'altro anno Singapore forse ha fatto anche punti, ottavo o nono, se non mi ricordo. Però niente, proprio no, diluvio universale, qualifiche impossibili ragazzi, proprio zero assoluto. Purtroppo è così. Infatti, ok. È andata male, cerchiamo di salvare il salvabile. Vedete, purtroppo questo è il mio problema, la discontinuità in certe gare dove faccio proprio fatica. Posso recuperare in gara, però sarà difficile. Vabbè, andiamo. Mamma mia, che diluvio. Prima volta, gomme full wet. Mamma mia, ma io non la tengo già. Vedo niente, raga. Dobbiamo sperare nella deficienza degli avversari. Io sono comunque l'uomo della pioggia, devo dimostrarlo. Mamma mia. No, illegale sta pioggia a Singapore. My God. Ah beh, finire la gara la vedo un po' impossibile come cosa. Previsioni del tempo. Previsioni del tempo. Oh, previsioni del tempo. Sembra proprio che questo temporale durerà per un po'. Male che mi ha fatto check audio. Siamo 16esimo, ho recuperato qualcosa, ma sarà un'impresa titanica rimanere in gara fino alla fine. Anche perché è prevista pioggia battente per molto, penso che non metteremo mai le intermedie. Ma quanta si consuma tanto qua, cazzo, potevo tenere un po' di carburante. Bong. Brutto incidente, stai bene? Non ho parole. Ritiro immediato dopo neanche un giro. Non ho parole. Che figura di merda, ragazzi. Vabbè. A sto punto troppo poca gara. Facciamo proprio un'altra gara perché sì, ci vediamo dopo le qualificazioni del prossimo GP. Perché non posso fare un video così. Ritorna a vincere Valtteri. Grande Mick quarto. Vabbè, noi chiaramente il mondiale è andato, però Bottas torna in vantaggio. Costruttori quarti. Grande Mick. Mick Schumacher
Sì, cazzo, grande Mick, ti amo, cazzo. Vabbè, ci facciamo la gara, cioè, poco, cioè, vaffanculo. Sono andato dritto, ragazzi, cioè, io sapete, non riavvio. Non è andata proprio come speravi. Cosa è successo? Il tuo rivale ti ha sconfitto oggi. Come mai? Ma sì, lo rispettiamo. Come pensi che abbia influito il clima sul risultato di oggi? Ti ringrazio. Sì, ciao stronza, ciao. Delusione incredibile per Veneziano. Vettel torna davanti con questo ritiro. Beh, di un punto però, mancano ancora 3 gare. Grande Mick. Mick ci porta soldini in cassa, però mi coglioni, no? Bella, proprio una gara emozionante. Beh, no problem. L'anno prossimo del Giappone, sì, mi sono ritirato anche in Giappone, se non erro. Queste gare qua sono sempre iper sfavorevoli. Ho fatto un miracolo, cioè adesso l'asciutto. Sono appena state accreditate le entrate settimanali dei nostri sponsor. Andiamo bene, i costi non superano le entrate. Ricerche, beh, guardate, siamo fortissimi, raga, siamo fortissimi, però qua non possiamo fare niente. Non abbiamo possibilità. Costa tutto tanto. E allora ciao. In corso abbiamo il termocoperte. Prossimo anno già in mente la nuova livrea. No, c'è Sochi dove ho fatto un grandissimo risultato. Mi sembra secondo l'anno scorso. Vediamo. Russia. Eh sì, terzo posto. Possiamo vincere allora a Sochi. C'è ancora una gara favorevole prima di Interlagos e Abu Dhabi, che vai, insomma, perché abbiamo allora Russia bene, poi Giappone, Giappone ritiro, settimo te, beh dai, sì, un po' così insomma. Ok, va bene, ci vediamo dopo le qualifying session. Vi diamo il benvenuto a Sochi, al Gran Premio di Russia. Questa è una delle 8 città nel mondo che ospita sia le Olimpiadi che il Gran Premio di Formula 1. È una gara che si è dimostrata difficile da gestire per chiunque si trovi dietro le prime 2 file. Vediamo se le cose cambieranno quest'oggi. Ci troviamo a quasi 5 km dal confine con la Georgia. L'autodromo di Sochi di 5 km e 8 ha 2 opportunità importanti di sorpasso all'uscita di curva 1 e alla 13. Qui ci sono in totale 18 curve, 12 a destra e 6 a sinistra, con una velocità media sul giro di circa 210 km/h. E naturalmente qui c'è anche Luca Filippi, parliamo della McLaren, ok? Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? Beh, l'atmosfera che si respira in quel team è molto positiva per il momento. Il morale di tutti è alto e si divertono molto. Questi fattori hanno contribuito molto alle prestazioni che abbiamo visto. Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. L'uomo della pioggia si posiziona in pole position. Boom boom. Completa la prima fila. Proseguendo lungo la Guarda, primi e quarti ragazzi, dominio assoluto in Sochi. Charles Leclerc, Non si può criticare Mick, dai. Ocon, Norris e Daniel Ricciardo, Sainz, Albon, Daniel Raga, nelle gare favorevoli siamo forti. Siamo tanto forti. Raikkonen, Perez, Latifi, Grosjean, infine Pierre Gasly nell'ultimo posto in griglia. Ok, chissà chi. Va bene, devi andare così. Conto su di te, non deludermi. Buono raga, andiamo per obiettivo vittoria ragazzi. Dove siamo favoriti andiamo. Adesso ripeto, qualcuno mi ha scritto non alzare la difficoltà. Vediamo, valuterò se metto a 95 onestamente. Vai raga. Rock and roll. Dopo il ritiro beffardo di Singapore, qua possiamo letteralmente dominare in una gara dove abbiamo fatto veramente grandi cose. Ok, Valtteri lo superiamo e ciao. Yellow flag, subito yellow flag.
le 2 gare che non c'è la safety car, anche perché una l'abbiamo siamo ritirati subito, non lo sappiamo, però ce ne possiamo andare tranquillamente qua. Io i primi giri con le soft faccio una fatica, raga, disarmante. Ecco, e Bottas ci supera, e anche Hamilton, incredibile. Cioè non ha senso, non ha senso. Ho una difficoltà nei primi giri con ste gomme incredibile in gara. Perché abbiamo un rettilineo, siamo veramente forti, Perso 2 posizioni in maniera proprio malvagia. Ahimè, ahimè. Dai Kuma, sveglia. Sarebbe peccato perdere la vittoria. Ah, niente. Vabbè, allora resettiamo tutto. Primo giro è andato di merda. E adesso cominciamo a pompare però, Perché mi sarei già rotto i maroni di questo scempio. Non vedo l'ora di mettere le medium. Pole vanificata subito purtroppo. E la cosa non mi piace per niente. Però il ritmo c'è, dai, il ritmo c'è. Abbiamo purtroppo fallito le prime curve del primo giro, che ormai sta diventando una costante comendiana. Non innervosirti, venezianone. Ma c'è Gigi Hamilton, ragazzi, Gigi Hamilton e Bottas. Siamo vicini ma non riusciamo a perfezionare il sorpasso. Ok, Mick è dietro, bravo Mick, bravo Mick. Non vedo l'ora di fare la prima doppietta come in da GP. Le Mercedes pompano, però, 3 decimi, siamo dal fastest. Vai, come pompa, pompa, pompa. Siamo di nuovo vicini a Gigi Hamilton. Perché lui è sempre e solo Gigi Hamilton. Bisogna capire come sorpassare in una gara difficile per i sorpassi. I sorpassi sono difficili qua, E andiamo di miglior primo settore assoluto. Fucsia. Ah, lungo, 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 peccato, brutto errore qua. Non perdiamo molto però, per fortuna. Leggermente lungo anche qua, zio Ken. Ma domina Gigi Hamilton e Valtteri Bottas. Tanto un bel Schumacher mi tiene dietro Sebastiano Vettel. Sta pitturando veneziano. Che fatica però, che fatica, oh. Siamo vicinissimi alle 2 Mercedes, ma quell'errore iniziale ci sta costando carissimo. Non c'è neanche il fastest purtroppo. C'è anche la sfida Bottas Gigi comunque. Stiamo guidando molto bene adesso, purtroppo stiamo pagando il nostro solito primo giro da cioccolataio besi. Se devo solo studiare bene la situation
e portare a casa il sorpasso su Gigi e dopo su Valtteri. Abbassiamo un attimo i giri del motore perché sennò la macchina muore. Ma le dura, le dura. 6 decimi. Mick, sta arrivando anche Mick su quella miscela standard, facciamo più fatica. Pian pianino, come pian pianino. Abbiamo tanti giri davanti. Non serve rischiare il tutto per tutto adesso. L'importante è non perdere troppo. Ma guarda che errore che ho fatto. Quell'errore mi sta costando tutto. Ok, l'IRS ce l'abbiamo anche noi. Siamo a sto punto veramente vicini a Hamilton. A Gigino Hamilton. E ci superiamo Gigino Hamilton. Ciao Lewis Hamilton. Ma tu sarai sempre Gigino Hamilton. Mamma che sorpasso. Che sorpasso su Gigino Hamilton. E lo supera anche Mick. Anche Mick supera Gigino. E godo, siamo secondi e terzi, calma. Alla faccia di chi critica Mick. Alla faccia di chi critica Mick. E abbiamo anche il fastest. Adesso iniziano le soste anche, raga. Iniziano anche le soste ai box. Il Cume ai box, guadagni 5 posizioni. Guarda Valtteri, guarda che bello che è Valtteri, che bell'uomo che è Valtteri. Che bella mona che ha, altro che... Spingi, spingi, adesso qualcuno andrà ai box. Mick, ti prego, non sbagliare la strategia, ti prego, Mick. La finestra del pit stop è aperta. Nessuno va ai box. E noi siamo contro Valtteri Bottas. Ce lo stiamo mangiando Valtteri, adesso più vanno avanti i giri e più c'è ritmo. It's incredible, Cube, it's incredible. Grande frenata qua. Veneziano c'è, stiamo... Mick ci sta rallentando Gigi, godo. Le gomme sono... dai, ancora accettabili. Sono ancora molto accettabili. Mamma mia, qua ho rischiato tanto. Bravo Mick, però Gigi. Safety car in pista, Liberty Media, torna. Fuori, Kimi, Raikkonen. Scendiamo i box. Adesso sarà cazzi per Mick, mi dispiace Mick. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Mi dispiace per Mick. Box in questo giro. Ah sì, devo settare che ho cambiato microfono. Box, tutti ai box. Tanto sono dovuto andare comunque adesso, però. Ok, tutti ai box, anche Mick ovviamente. Perderà parecchio di più. Ma per fortuna con la safety car, dai, speriamo bene. Ho detto chi è già andato. Speriamo bene, cavolo.
Adesso vediamo un po'. Fuori, sarai subito in gara. Yes, noi siamo davanti a Valtteri intanto, grandissimi, grandissimi i box. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la... E siamo primi perché Gigi deve andare lento, Gigi deve andare molto lento. Perderà tanto Mick, mi dispiace, che sfiga, oh Mick, però ziotta. Safety car ci ha aiutato molto, siamo primi da secondi per carità, però... Ha spento le luci la safety. Mick è sesto comunque, ha perso 2 posizioni, anzi 3. Ok, riprende la lotta. Adesso vediamo di non far cappellate e di portare a casa la vittoria. comincia ad avere problemi con il carburante. Approfittiamo. Green flag, green flag. Ok, via libera. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi al giro. Mi fa piacere. Spostare un po' di grassa. E vediamo se riusciamo a scappare via. Guarda quanto ha perso Hamilton on dei box un giro prima. Bottas rischia veramente di vincere il mondiale quest'anno, eh? It's incredible, Gigi, it's incredible. Devi utilizzare il pulsante del sorpasso. Sì, calma, sta calmo. Comunque grazie a Kimi, al santo bevitore. E ci siamo guadagnati la posizione ai box e non in pista. Molto vicino però Valtteri, non è scontata la vittoria purtroppo, tutt'altro. Giro record di Charles, fastest di Charles, incredibile fastest di Charles. Andiamo leggermente lunghi. Ci ruba il fastest Charles, il predestinato. No, buon bel pilota, ma con una macchina così neanche il talento di Ayrton, Michael, Alain, Niki, Nigel e quant'altri possono fare qualcosa. C'è una macchina a dir poco scandalosa. Torniamo all'era prima dell'era Todd, fiori. Ok, tanto siamo miglior primo settore, però non abbiamo più Ers, che bello. Infatti paghiamo molto qua. Dai che il fastest ce lo sogniamo, purtroppo. Ok. E invece no, mamma mia che terzo settore. Un fastest pesantissimo. Mamma come giriamo bene, mamma come giriamo bene. Final lap, purtroppo Lance Stroll ci ha rubato il fastest lap, maledetto mignottone lodro. Il mignottone di Lance. Cioè proprio di coglione mi ruba il fastest. Va bene gioco, occhio. 1,7 su Bottas, sta maturando un'altra vittoria, ragazzi. Grande stagione questa maratona della macchina, è veramente competitiva. Siamo la seconda potenza del mondiale, ma quasi la prima ormai. Miglior primo settore, vediamo se riusciamo a strappare a Stroll
il fastest. Ma quanto culo ha avuto Lance, ma proprio alla fine mi ha superato sto maledetto piantagrane. Dai Kume, dai. Concentration please, concentration please, concentration. Dobbiamo fare un giro degno del miglior Kume se vogliamo portare a casa il fastest. Primo miglior sector. Ci giochiamo tutto sul terzo però, che non l'abbiamo preso proprio divinamente. Ai ai ai. Sarà durissimo a fare il fastest. Sbaglio anche qua, niente da fare. Niente fa, il 99.9 periodico, nessun fastest. E qua sbaglio anche, vabbè, niente. Ci vuole un miracolo, uno sbaglio del cronometro. Forse sì! Yes! Yes! Blowjob, Kume, blowjob! Pilota del giorno che si libera la foto. E vaffancuore, forse c'è anche il fastest. Con l'erroretto finale arriva il fastest. Boh. Oh, dai. Niente, caricamenti eterni. Ogni tanto capita. I primi 3 classificati si avvicinano al podio e non nascondono l'emozione. Guardalo, secondo Valtteri. Del loro duro lavoro. Grande Kume. E festeggiamo con lo Shaban. Scopriamo in che modo No, non arriva il fastest, infatti. Vai. Posizione in classifica, siamo quarti. Meno 59 da Valtteri. Valtteri ha più 19 su Gigi, però costruttori siamo terzi. Calma. Questo voglio, il terzo posto nel mondiale costruttori. Speriamo bene. Grande Mick, peccato però che poteva arrivare anche a zona podio secondo me. E niente raga, sotto il comando del veneziano si gode a cannone. Ciao!